Fanti caduti sul Monte Lemerle in tanti, anche fuori dal Veneto, stanno seguendo questa vicenda fatta rimbalzare sotto i riflettori grazie all'intervento di Rete Veneta. Tanto che addirittura è giunta alla nostra redazione una mail inviata da una paleontologa di Voghera, in provincia di Pavia, in cui esprime parole di ringraziamento per quanto si sta facendo per rendere i dovuti onori a chi ha dato la vita per la patria. E molta la commozione anche del presidente dei Fanti Vicentini, Manuele Bozzetto, ospite del nostro TG Linea Diretta. È arrivata questa mail di questa dottoressa Simona Guiuli, che è direttore del Civico Museo di Scienze Naturali. Lei è anche una patronessa, per cui abbiamo appunto anche questo doppio ruolo, la quale dalla lontana Voghera ci ha seguito e soprattutto è disponibile come dire, ad essere presente in questi luoghi, quindi da Asiago all'Emerle, ai luoghi sacri alla patria. Mi rendo pienamente disponibile a venire a dare una mano se necessario e se riterrete opportuno, nel caso gli scavi proseguiranno. Quindi voglio dire, come si diceva prima, quando le persone sono coinvolte, in prima persona danno il proprio tempo, la propria disponibilità. E questo penso sia un messaggio di alto profilo civile che dobbiamo esattamente riconoscere e soprattutto anche rendere onore, rendere omaggio. I resti dei due fanti rinvenuti sul Monte Lemerle verranno tumulati in una cerimonia ufficiale venerdì 4 novembre alle 9:30 al Sacrario di Asiago, assieme ad altri 7 caduti, per dare loro la degna sepoltura in un luogo simbolo del nostro tricolore.